time killing machine. Some black and white human organ might have to find him on me. Girl, you know me now, baby. Girl, you know me now, baby. Oh, girl, you know my baby. So you sit behind in a tree. Girl, you could bet you might be too much in the field. Baby, I've got you begging on my baby, turning my head to the floor. I need somebody that you can remember.
Vittoria. E come te lo so, Vittoria? Un dillo. Un dillo. Ite non so da come. Su ballo Deus. Ballo Deus.
No, quello non è bravo. Questo è vabbè, Filippo è un presentatore, perché il suo presentatore è Mario, applauso, non vi dato sulla belle compresa. Vittorio Massala, lo dobbiamo veramente ringraziare perché ha aperto in maniera assasata questa bella serata. 18 anni, e vuol dire parecchie cose che a 18 anni, ma anche da molto prima, stia suonando uno strumento come l'organetto diatonico, che è lo strumento più bello e più importante della nostra cultura sarda. Grazie Vittorio per averci permesso di aprire in questa maniera. Tanti auguri, in bocca al lupo per tutto quanto. Vittorio Massala, grazie. Allora, Benigni lo so, ben trovati, questa è una serata particolare, fatta di musica, di divertimento, perché non mi sentite? Io giuro che cambia microfono. Quindi tu su Chiapponato e Vittorio non hai compreso nulla. Vittorio, torna qua che torniamo a suonare. Vabbè, stavo dicendo, serata di divertimento, di Amarcord, stasera insomma ne vedremo di cose veramente belle, divertenti, piacevoli, tutto questo grazie naturalmente all'associazione Sardegna Nostra che ha organizzato questo evento, Talentos in Musica, e il primo ringraziamento va ad Alex Bar che ci ha permesso di essere qua questa sera, ma ormai Alex si è specializzata nel fare un certo tipo di cultura diversa e particolare. Sicuramente la musica da ascoltare è tanta e le parole sono poche, quello che dobbiamo ascoltare stasera. Dico soltanto che chiamo immediatamente qua gli organizzatori, quelli di Sardegna Nostra che hanno organizzato questo evento, e chiamo subito Bartolomeo Porchetto, Piero Mura, Mario De Montis, Dolores Niedu e Franco Sanna, e invece Marco Sogos non è potuto essere qua con noi questa sera. Eccoli qua gli organizzatori, tutte le responsabilità sono le loro, se dovete protestare protestate con loro. Benigni lo so, ciao Bartolomeo, ciao Niedu, ciao Dolores, ciao Franco e ciao naturalmente Piero. Alex, lo spazio è ristretto qua, lo devi allargare, non chissamo. Bartolomeo, vai, senso di parlare, non vai. Noi vorremmo fare qualche pregunta, invece ando direttamente a te. Tanto Benigni lo sa tutto, noi come gruppo non siamo la prima uscita, lo dobbiamo narrare, quindi sì, la serata l'abbiamo organizzata pocaso, noi pocaso che abbiamo organizzato questa serata, è un gioco di parole, in questo senso che abbiamo già fatto parecchie serate culturali, abbiamo fatto una in Cabras al posto gigante di Monteprama, abbiamo fatto in Ghilarza, abbiamo fatto in Ottieri, in Salighera, in Littiri, in Fiorina, Sinusi, e quindi su Parizzo allenato può fare tutta cosa. Però questa è stata una serata fatta come te venerdì sera a Pocasu, che non siamo agattati su questi amici, una die su bar, e abbiamo bisentato su zero, e da poi abbiamo visto che qualcuno fu di piazzente sa colonnina, sa mai teccata, anche karaoke, ma vabbè, noi che non fummo abituati alla samovida o sesa, quindi non siamo subito adeguati, perdendo pizza un vago di reputazione che abbiamo balanzato in anno meta, non siamo subito dilettati a cantare una voce cantante sul repertorio nostro che fu di meta antiquato, cioè per antico, e medi trinto pure povero, e quindi dai due da poi ben anche questa idea abbaidente sono stato che fu in mezzo di noi di sicuro, e da poi abbiamo fatto inizialmente su altro karaoke in altro luogo, non siamo subito divertiti, e in questa occasione abbiamo visto gente brava a bere. E in cui da poi praticamente fummo quasi una istituzione in questo bar, che se non fumo noi non iniziamo manco su karaoke, e quindi dobbiamo essere sempre presenti, in questa presenza siamo visto che per l'allenamento sono riossi bravo Savero, e tanto nato, ma qui non fare una serata dal vivo può dimostrare che noi non sicuro che abbiamo elementi validi sul campo della musica. E quindi abbiamo pagato a Pizzo queste sei cantanti,
in più da voi due gruppi musicali, un gruppo che si è composto proprio a quest'ultimo momento proprio per accompagnare due cantanti, e l'altro gruppo che invece sono già da parecchio tempo, quindi per questo primo gruppo dobbiamo ringraziare questo componente che hanno avuto il coraggio di si vuole rompare per accompagnare due cantanti, dobbiamo ringraziare il comune che ci ha concesso la sala di musica e dobbiamo ringraziare pubblicamente Flavia Fancello che ci ha dato puntualissimo la sala di musica ogni dia e quindi ci ha concesso inizialmente ad essere in oghe il tasero. Da voi dobbiamo ringraziare il gruppo di Marco Salaris che ha posto a disposizione la strumentazione e quindi non ci ha concesso. Quindi c'è proprio una serata fatta in collaborazione con persone medas. In più da voi va da essere a fine, ma questo per il rettorino se non che li furo su trivaglio, va da essere altra cosa. Comunque noi queremos valutare il talento che sono in noi, per questa manifestazione si narra dal talento di musica e gaiamo a fare e speriamo che c'è da fare finché a portare materia, da storia, da letteratura, da qualsiasi cosa. Quindi poi stasera vi auguro una bella serata, grazie a tutti. Grazie Bartolomeo, grazie per l'organizzazione, come pensare alla serata. Rigorosamente in scaletta c'è scritto saluto delle autorità se presenti. Siccome un'autorità stasera qua è presente, però è presente in veste, come dire, del tutto personale, come una che è venuta qua a divertirsi, però istituzionalmente è un assessore del comune di Osso. Quindi, cara Sandra Manca, non puoi non venire qua a dire in esattamente un'ora e mezza quello che è il tuo pensiero. Un'ora e mezza. No, sono qua in duplice veste, sia come amministratore come fans di Sardegna Nostra, diciamo. Porto i saluti dell'amministrazione e ci siamo un po' divisi perché ci sono varie iniziative questa sera a Ossi e sarà sicuramente una bella festa. Sarà sicuramente una bella festa in quanto vado. Allora, perché ci sarà un confronto tra artisti locali, alcuni che sono già navigati, altri emergenti come Vittorio che abbiamo sentito qua. Quindi vi auguro una bella serata e sarà sicuramente divertente e gioiosa. Buon divertimento. Grazie Sandra, grazie delle parole, come dire, di cortesia ma belle. Siccome la serata è di quelle che prevedono anche una gara, per decidere qualcuno che vince c'è una giuria. Non è che si è pensata alla giuria di sole donne, giustamente. Ieri era la giornata mondiale italiana, ma deve essere tutti i giorni la giornata contro la violenza sulle donne, quindi è giusto che una giuria di sole donne sia oggi a rappresentare tutte le donne del mondo per decidere, come dire, chi sarà il vincitore di questa serata. Io vi presento subito le giurate che fra di loro dovranno eleggere la presidentessa, se non sbaglio, oppure fatte in democrazia. Intanto le giurate sono Piera De Rudas, a lei va il primo applauso, Vittorina Porcheggio, Maria Antonietta Fenu, Maria Giovanna Serchisu, credo di aver detto bene il cognome, Simona Cherchi, Camilla Ilda che però non vedo, l'avrei vista, sarebbe fatta vedere, insomma, sarebbe anche fatta sentire, Tiziana Pisoni, grazie Tiziana, e Rita Piras, che saluto. Questa è la giuria. Queste sono le persone che giudicheranno i 7, se non ricordo male, i 7, quelli che 7, i 7 artisti che questa sera ci metteranno qua questa sera e che su questo palco. C'è un premio e il premio è un premio molto 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 bello.
Io credo che sia, se non leggo male, 2 mesi al B&B Le 13 Fontane. 2 mesi, c'è scritto qua. E se c'è scritto sul programma, no, un soggiorno naturalmente al Ben Fresh B&B, se non ero male, al B&B Le 13 Fontane, che è in località Savagnolo a Tissi, che naturalmente è Dolores Nieddu che lo offre. Quindi questo è il premio ambitissimo. Grazie Dolores. Allora, abbiamo presentato l'organizzazione, adesso entriamo subito nella musica e c'è un gruppo che si è, come dire, formato, come diceva prima Bartolomeo, proprio per permettere l'esibizione di questi artisti. Io chiamo subito il primo gruppo, che è il gruppo Revival, ma chiamo per primo Tore Pinna di Ozieri, che è il musicista che si esibirà alle tastiere. Grazie a Tore Pinna di Ozieri. Ben trovato. Il secondo musicista viene naturalmente da Ossi, è una mia conoscenza del tutto personale, ogni tanto ci vediamo, forse c'è anche qualche parentela stretta. Signori e signori, Angelo Porchetto. Ben trovato Angelo. Lui in inglese si chiama John Husey, in sardo Joan Usai. Naturalmente non può essere lui Joan Usai da Ossi. Invece abbiamo il piacere assolutamente enorme di condividere con lui questa sera. È uno che alla musica di Ossi ha dato tantissimo. Ricordate i Ma, basta citare i Ma e ricordiamo la nostra gioventù, la nostra storia, la nostra voglia di musica, di appropriarci di quella musica che era degli anni 60 e che loro sono stati molto molto bravi a fare nostra. Da tanti anni è a Ozieri, dove si dedica in maniera enorme al volontariato, non dimenticando naturalmente quello che Ossi rappresenta per lui. È inutile perderci in chiacchiere, fa parte del gruppo X5 di Ozieri assieme naturalmente a Tore. Ho il piacere di presentarvi alla batteria Tonino Cocco. Lascio lo spazio naturalmente a loro. Questo è il gruppo Revival. Buon divertimento, buona serata e un bel.
Ehi, sì, oh, ehi, sa. Questo era un pezzo per riscaldare le dita. Non le voci, adesso. Sì. No, a parte che non me lo sarei mai immaginato anche se sono Battista, vedi, Un altro sole quando viene sera sta colorando anima mia, potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mia. Gli occhi si allagano e la ninfea galleggia al sole che maggio sia, e per avanti meglio, amore mio, figlie amorose e volgatino. Il giorno così celeste ci sta bene, un pianeta che mi gira intorno e di sole fuoco ci sta bene. Come le stesse te sulla mia pelle come potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mio. Grazie, grazie a tutti.
Se perdi l'anima, hai giocato la vita, ti gira con passo costante, se ancora pensi al mondo come ad un gioco, o come a una chimera. Se la tua vita si ferma in una piccola strada che muore e vengono quelli che raccontano storie ed affidarti dovrai, ed affidarti dovrai alla settima ora. Se perdi l'anima, hai giocato l'amore che gira con passo costante, se ancora pensi al mondo come ad un gioco o come a una chimera. Se la tua vita si ferma in una piccola strada che muore e vengono quelli che raccontano storie ed affidarti dovrai, ed affidarti dovrai alla settima onda. La settima onda è quella lontana che prende le genti e le porta nel mare. La settima stella la puoi contare ogni sera, è l'ultima che vedi, quella più alta nel cielo. Ed affidarti dovrai, ed affidarti dovrai alla settima onda, ed affidarti dovrai, ed affidarti dovrai all'ultima stella. Grazie ai nomadi. Grazie!
Sì, questa è una canzone, è nata in inglese, però è stata anche tradotta in italiano. È nata in inglese, non in inglese, inglese, no, è sana. Quando il sole sorge su dal mare e splende su di noi e io ti stringo a te, così ti amo, così ti amo. Nel silenzio sento il tuo respiro confuso con il mio e te devi sognare, così ti amo, così ti amo, yeah. Io vivrò qui con te, io vivrò qui con te ed ogni giorno vivremo al mare come ci amiamo. E la pace che volevi tu, nessuno tra di noi, e io mi sento ricco e tu sei bella come nessuna, e il tuo viso che davanti a me mi parla e mi sorride e splende come il sole, così ti amo, così ti amo, yeah. Io vivrò qui con te, io vivrò qui con te ed ogni giorno vivremo al mare come ci amiamo. Io vivrò qui con te, io vivrò qui con te ed ogni giorno vivremo al mare come ci amiamo. Io vivrò qui con te, io vivrò qui con te ed ogni giorno vivremo al mare come ci amiamo. Bella però, sì! Io vivrò qui con te, io vivrò qui con te ed ogni giorno andremo al mare, anche l'una volta noi ci amiamo. Ed ogni giorno vivremo al mare come ci amiamo. Grazie, grazie. Boicottaggio con la voce. C'ero io. Boicottaggio. C'ero io. E non le dice il gioco. Pugni chiusi.
in me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me. La mia salvezza sei tu, sei l'acqua limpida per me. Hai il cuore tiepido, sei tu, sei solo tu. E allora torna qui da me. Pugni chiusi, voglio almeno speranze. In me c'è la notte più nera. Poi viene l'alba, un raggio di sole disegna la tua vita per me. La mia salvezza sei tu, sei la tua limpida per me. Hai il cuore tiepido, sei tu, sei solo tu. E allora torna qui da me. Pugni chiusi, e tu sei qui con me. In me c'è la notte più nera. Poi viene l'alba e un raggio di sole disegna il tuo viso. Con è andata anche questa. La prossima canzone accordiamo un po'. Comunque posso già iniziare. La prossima canzone ricordiamo un grande della musica italiana, ma grande. E tocca a te. Scusa. Beh, lo ricordiamo o no? Un grande della musica italiana, Rino Gaetano. Maestro! E partiva l'emigrante, e portava le provviste, due pacchi di riviste. E partiva l'emigrante, ritornava dal paese con la fotografia di bice, bella come un'attrice, e cantava le canzoni che sentiva sempre al mare, e cantava le canzoni che sentivo sempre al mare. E partiva il mercenario
con un figlio da sfamare ed un nemico a cui sparare. E partiva il mercenario verso una crociata nuova per difendere un edificio e per amare solo un bice. E partiva le canzoni e sentiva sempre lo mare e cantava le canzoni e sentiva sempre lo mare. Partiva il produttore con un film da girare ed un'azienda da salvare. E partiva il produttore con un copione scritto in fretta, cercava qualche bella attrice, ma lui amava solo bice e cantava le canzoni che sentiva sempre lo mare e cantava le canzoni che sentiva sempre lo mare e cantava le canzoni che sentiva sempre lo mare e cantava le canzoni che sentiva sempre lo mare. Sempre un bel ricordo sentire queste canzoni. Adesso cambiamo stile, cantiamo una canzone in inglese. Look at the sun, we can see it. Walk another day and another day. Yeah, I never lost it, even to sleep. Well, I made a line and we were queen. And then keep on shining. Oh, no matter, keep on shining. Roll it, roll it, roll it, and we will. There's a Memphis, the Palao Bay and the New Orleans, bottom down south, in shot of the city, the Irish are right and we were clean. We keep on shining, brother man, keep on shining. Roll it, roll it, roll it, roll it, and we will. Time to believe it. Why the California didn't believe it? You decided money, you decided money. If I had to leave it, happy to keep. We keep on shining. Oh, the man will keep on shining. Roll it, roll it, roll it, roll it, roll it, and we roll.
Sì, sì. No, noi, Gridos. La prossima, dov'è Gabriele? C'è Gabriele? Gabriele, il batterista c'è? Non c'è? Gabriele Facello non c'è? Volevo dedicargli questa canzone, la prossima canzone Ragazzo di strada. esclusivamente no, perché so che Cioè, le piace, traduzione, il vestito di Gabriele. le piace tanto, ho detto, ti faccio, oggi ti faccio una dedica, ti faccio una dedica, così. Ok. Sono quel che sono, faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, io vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Tu sei un altro mondo, tutto quello che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Yeah, yeah, yeah. Sei un altro mondo, è tutto quello che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Sono un ragazzo di strada, ti prendi gioco, sono un ragazzo di strada, ti prendi gioco di me, sono un ragazzo di strada, ti prendi gioco, sono un ragazzo di strada. Personalizzata, non era quella classica lenta. Summertime long ago, while I'm coming from the store, I know if you're coming sometime, coming so day, I know where I'm serving day, I know, shining down like water. I wanna know if you ever see the rain. I wanna know if you ever see the rain.
yesterday, day before. Sun coming, where they go? I know if you give me some time, it's forever where we go to the secret where they go. I know it comes up, I wonder. If you ever see the rain, I will know. If you ever see the rain, coming down in sunny day, yeah, I will know. If you ever see the rain, I will know. If you ever coming down in sunny day. Sì. Facciamo una tranquillissima questa, E sfogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari, e mille mari, e la i suoi vestiti, lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte, e dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto, un'altra età, marce spastiche e federali, sotto i fanali, l'oscurità, e poi il ritorno, il paese diviso, più nero del viso, più rosso l'amore, la vita, come sei bella. Le sue battaglie, i compromessi, la povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, il triste salire. La Costituente, la democrazia, e chi sarà? E poi 30 anni, i safari, tranquillo per sequari, sciacquare lampen. Aida, come sei bella!
Giovanni, se vuoi presentare Giovanni. Questa la canta Giovanni Usai, abbiamo concesso una. Dai Giovanni, è bravo, Mi raccomando. più bravo di me, però Mi raccomando, non sei voluto no, esprimere oggi. non mi Solo una, dice, votate, dai, solo una perché poi non mi votate, non faccio parte. lui non è in gara, neanche lui. Guarda come si mettono in Beh, la memoria a 40 anni gli viene, dai, un po' di... Viene a tutti, Se non riesco a leggere improvvisiamo, ok? Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sono i pacchini in piazza grande. Ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto solo, sbagliati o no. Amore mio, avrei bisogno di carezze anch'io. Amore mio, avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia ora è proprio non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande. Anche mi credo amore prendo, lo ridò, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, tutto l'amore in piazza grande. È normale che mercanti come me, qui non ce n'è. Amore mio, avrei bisogno di sognare anch'io, avrei bisogno di calmare anch'io, ma la mia vita non la cambierò mai. Amore mio, e poi che solo l'ho voluto io, lenzuola bianca, vento quindi non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non la so io, e te li do. Amore mio, avrei bisogno di carezze anch'io. Amore mio, avrei bisogno di sognare anch'io. Vai Angelo! Noi abbiamo già finito la nostra parte, adesso Tonino presenterà gli ospiti. Allora, intanto Torre Pinna alle tastiere, John Usei, Giovanni Usai al basso. Thank you! Grazie a lui. Mi ha presentato di te. Angelo Porchetto alla chitarra solista e voce. Tonino Mitico Cocco alle batterie. Naturalmente il revival. Grazie per averli ascoltati. Loro adesso accompagneranno la gara. Ecco, ufficialmente inizia la gara, quindi signore giurate, siete pronte? Siete concentrate? Avete deciso di essere imparziali? Com'è il livello della vostra birra?
Basta. A proposito di birra, mi dicono che l'acqua sta bollendo un po' ciccioletto, quindi fra un po' avremo i ciccioletti in gara. E a proposito di birra, se sale una birra qua sul palco, non guasta, Il famoso comitato, no? Il comitato! E il comitato da birra. Allora, iniziamo la gara. Chiamo immediatamente qua la prima partecipante, quindi l'applauso deve essere unico per tutte le partecipanti, anche per strana cosa c'è anche un solo maschietto in questa gara. Siamo in minoranza, ce ne faremo una ragione. Viva le donne! La prima naturalmente che ha il coraggio di salire su questo palco, il mitico palco di Alex Bar, Janet Mura! Vai Janet! Ben arrivata! Janet, come stai? Tranquilla? Hai qualcosa da dire alla giuria? Niente da dire alla giuria. Allora, i Revival l'accompagneranno in 2 brani. Il primo brano che andrà a presentare è un mitico brano del grande Lucio Battisti, si chiama Nastro Rosa. Signore e signori e signore giurate, non distraetevi, non andate in bagno, adesso dovete semplicemente ascoltare Janet Mura! Quando la livello da un tratto, un cenno che avevo rotto col passato, quando già credevo di esserci riuscito, sono caduto. È una frase sciolta e non volgare, doppio senso, allarmato non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso e sorrestato. Chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo prima noi. Comunque adesso un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. Che contiene tante casse, alcune gialle, alcune rosse, e le mosse sono all'impasse. Mi sto accorgendo che sono giunto dentro casa, con la mia cassa ancora con il nastro rosa, e non vorrei aver sbagliato la mia sposa o la mia sposa. Chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo prima noi. Comunque adesso un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera.
Janet Mura. Abbiamo rotto il ghiaccio, tranquilla, il microfono funzionava perfettamente, guarda la grazia, literale, anzi adesso non sentiva. Allora, il primo brano Lucio Battisti è andato alla Janet, il secondo è un brano un po' più ritmato, meno ritmato, cioè molto più, come dire, si presta più a un ascolto più attento. È un brano molto bello, What's Up dei Four Non Blondes, ancora la giuria che deve stare, mi raccomando, nelle vostre mani. C'è un soggiorno di 2 mesi al B&B, cioè 2 mesi al B&B. Janet Mura! Grazie. Trying to get it out to good being local for a destination. I realized we knew I should get to was met in the brotherhood of man. Forever I miss. It's so a place sometimes when I lie in the bed just to get it on. Lost in my so I wake up in the morning and I step outside and I'll take a deep breath and I can breathe high and I speak from time to while what's going on, and I'll say hey, hey, yeah, hey, hey, yeah. I say hey, what's going on, and I'll say hey, yeah. I said
Trying to get it out to be in love for a destination. Janet Mura era la prima della nostra artista che stasera partecipa a questa meravigliosa gara. Grazie di aver aperto questa serata e in bocca al lupo. Signore giurate, avete votato, quindi chiudiamo qua il televoto per Janet Mura. Il televoto è venuta così. Grazie Janet, grazie di cuore. Adesso, mentre Janet cantava, vi è venuta la colina in bocca, mi pare di capire, perché vi vedo tutti che state muovendo. Vabbè, buona mangiata, comunque gli gnocchetti sono fermi da Sardegna nostra e cucinati qua in loco, quindi buon appetito, ma non distraetevi dalla gara, perché la gara adesso ha una seconda interprete importante, brava, sarò come dire imparziale per tutti, ho detto brava Janet, dirò brava anche alla seconda che chiamo sul palco, Graziella Pes. Eccola qua Graziella, parte l'applauso anche per lei. Ben arrivata Graziella. Due brani anche per te, naturalmente accompagnati dai Revival. Il primo è un brano di Geraldina Trovato, Non ho più la mia città. Signore giurate, lasciate il piatto e pensate alla voce di Graziella Pes. Nel giorno che le disse tocca a te, non mi basta dei miei sogni che mi hai fatto, me l'hai chiuso in un cassetto e sognavo di partire, di trovarmi in un bel posto per poter riaprire quel cassetto ormai nascosto, chiuso con delle catene pieno ormai di ragnatele. Mi dicevi da bambina, guarda sempre quelle stelle, basta sai vederne una che va giù tutto sapere. Quante stelle avrò contato, quante ne ho viste cadere, ma l'America è lontana, ma l'America, l'America. Era questo sai il mio sogno, di volare su New York. E adesso sto cantando, e ancora sto sognando, ma sempre dalla mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. Così presi quel treno, mi fottevo di paura, mi portai solo il cassetto, pieno ormai di ragnatele, e così arriva in quel posto, fatto tutto di motori, mi mancava la mia spiaggia, mi mancava la tua faccia, con i notte mi portavo a guardare i pescatori. E adesso sto cantando, e ancora sto sognando, ma non ho più la
sulle case sempre neve, solo nebbia e vento freddo, sopra il grano scende pioggia, ma le strade sono bianche, non c'è terra e non c'è sangue, penso ancora alle parole scritte in alto sul giornale. Chi non ha paura di morire, muore una volta sola. E adesso sto cantando, e ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. E adesso sto cantando, e ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Graziella Pes, signori, e so che per la giuria inizia già a essere difficile, non è facile. Allora, intanto vorrei ancora ringraziare il Revival perché, così come farò dopo con l'altro gruppo, perché in queste settimane, neanche in questi ultimi giorni, 3 settimane hanno fatto le prove con le cantanti, e devo dire che ciò che sta venendo fuori è qualcosa di bello, quindi bravi anche ai musicisti, che voglio ringraziare, ecco, con questo applauso che parte soprattutto dall'interprete, dalla batteria di Tonino Cocco. Ok Graziella, adesso ti ho fatto riposare. Il secondo brano è un brano, insomma, che merita di essere interpretato in maniera importante, perché è un brano del grande Lucio Battisti, Il tempo di morire. Graziella Pes, naturalmente il Revival che li accompagna. Vai Graziella. Motocicletta, 10 HP, tutta cromata, e tu a 16 sì, mi costa una vita, niente da dare, ma ho il cuore malato e so che guarire. Non dire no, non dire no, non dire no, non dire no. Lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti
Grazie Graziella per questa esibizione. Grazie di cuore, quindi le prime due interpreti le abbiamo ascoltate, la giuria sta lavorando, grazie di cuore e ringraziamo naturalmente Tore Pinna alle tastiere, Giovanni Usai al basso, Angelo Porcheddu alla chitarra e Tonino Cocco in revival alla batteria per aver accompagnato e per averci deliziato in quest'ora di musica. Grazie di cuore e adesso continuiamo con la gara. La gara che prevede in questo momento, dimmi Giovanni Usai. Questa è la gara di Cicciolini. Ah, giusto, Giovanni Usai sta andando a fare la gara di Ciccio Mendos e su questo è imbattibile. Guardate com'è, infatti, tutto lungo. Adesso abbiamo il secondo gruppo che ospitiamo, che ci delizierà, ci accompagnerà con la sua musica e con le sue canzoni per 3/4 d'ora, un'oretta circa, per poi loro accompagnare le altre tre. Non ho capito. Ah già, è vero! Prima gaffa del presentatore e non ha bevuto. Comunque, è vero, la gara ciao. Però, sì. Allora, è un gruppo che suona da un casino di tempo assieme, quindi un sacco di anni, diciamolo, non diciamo quanto, ma sono un sacco di anni, e chiamo subito per presentarveli, naturalmente iniziando dalla batteria questa volta, poco fa l'ho lasciato per ultimo. Inizio con Giovanni Manca alle batterie. Ciao Giovanni. Alle tastiere abbiamo Vanni Tala. Alle tastiere Vanni Tala. Beh, ormai è di Ossi, è inutile che stiamo a dire, cioè, è a Ossi da una miriade di anni, è ossese d'adozione, di famiglia, di amicizia, di sentimenti, di tutto. Marco Salaris, naturalmente alla chitarra, componente splendida femminile di questo super gruppo, è di Ossi ed è una voce meravigliosa. Poi secondo me suona il basso in una maniera splendida, Sabrina Meloni. Questo è il super gruppo e questo è il super gruppo che adesso accompagnerà immediatamente la quarta concorrente di questa talentosi musica di questo 2 dicembre 2017. Beh, la conosciamo tutti, è inutile nasconderci, l'abbiamo sentita tante volte cantare, è una voce molto bella, come tutte le altre voci che abbiamo sentito finora delle concorrenti. La chiamo sul palco, signore e signori, Sonia Tilocca. Sì, Sonia Tilocca, non ti ho preso la sprovvista, eri tu che dovevi salire sul palco, perché accompagnata dai super gruppo avrai adesso l'onere, ma anche l'onore di interpretare il primo brano, che è un brano di Boy George, si chiama It's Easy. Sonia Tilocca accompagnata dai super gruppo, la giuria stia attenta. Buon ascolto! So easy
brava Sonia, perché ho detto brava a tutti, quindi ci sta anche il brava a Sonia Tilocca naturalmente. Grazie. Come va? Insomma, Tutto a posto? più o meno. Quanto tempo avete provato con loro? 2 settimane? 2 volte. Solo! La giuria tenga conto anche del fatto che non fatto solo. Non ne tenga conto di quello che ho detto la giuria. Dico questo anche per farla riposare, per farle prendere fiato. Il secondo brano è un brano che noi abbiamo già ascoltato, cantato dai Revival e da Angelo poco fa, ma è una versione un attimino diversa, riadattata da loro e riadattata da Sonia. È un brano mitico dei Creedence Clearwater Revival, naturalmente stiamo parlando di Proud Mary, ed è il secondo brano con il quale Sonia si presenta a voi nella giuria. Sonia Tilocca! Grazie. Brava Sonia, brava. Walking through the man, having night and day, and I never lost when you never leave me. Worrying about the way there might have been. And we'll keep on turning, oh, body keep on burning. Rolling on the river, rolling on the river. In all of the place in my fears, from below the blind down New Orleans. Father made them go, the soup got all the city. Did I hate to ride on the river from Queen? We'll keep on turning, somebody keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling on the river. Rolling, 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 rolling on the river. If you come down to the river, but you're gonna find some people live. You don't have to worry, cause you have no money. People on the river are free to give. We will keep on burning, burning, keep on turning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, 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 rolling on the river. Rolling, 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 rolling on the river. Rolling, 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 rolling on the river. Grazie, bravi supergruppo. Brava Sonia. Bravi supergruppo, brava Sonia Tilocca, era la quarta concorrente di questa gara canora. Grazie di cuore, grazie al supergruppo. Proseguiamo la gara, abbiamo la quinta, sesta. Allora aspetta, 1, 2, 3, la quinta concorrente. Giovanni Usai mi sta facendo perdere il senso del tempo. La quinta concorrente la chiamo sul palco
perché lei mi ha detto che è emozionatissima, è 5 giorni che non dorme, quindi ragazzi prendiamola come ce la troviamo. Luisa Fancello! Ciao Luisa! Allora, il primo brano che Luisa ci presenta assieme al supergruppo è un brano importante, molto bello, di una cantautrice italiana straordinaria e bravissima che è Fiorella Mannoia. Il brano si chiama semplicemente Il cielo dell'Irlanda, il supergruppo è naturalmente Luisa Fancello e la giuria, mi raccomando, occhio a Luisa Fancello.
Luisa e poi non lo diciamo più perché siamo in gara. Abbiamo detto 5 volte parte. La giuria non tenga conto delle 5 volte che Barney ha detto brava Luisa. Allora, Luisa tutto a posto, sì? Tranquilla? Com'è la platea? Rumorosa, stupenda, bella? Facciamo da qua un applauso al pubblico che è proprio di quelli importanti questa sera, grazie davvero. Perché ci stiamo divertendo, alla fine quello che conta è questo, divertirci e stare bene insieme. Luisa Fancello, secondo brano che ci presenta in gara, è un brano importante che ha fatto la storia della canzone italiana, scritto anzi musicato da Domenico Modugno, ma in questo caso in un arrangiamento particolare che è quello di Emma Marrone. Quindi lo ascoltiamo in una interpretazione un po' particolare, fatta da Emma Marrone, ma soprattutto fatta da Luisa Fancello. Grazie Luisa Fancello, grazie veramente di cuore, e brava, ecco adesso questo era il brava ufficiale a nome di tutto la, quindi giuria, Luisa è 05, bello questo, ricordate 05, le cose importanti le facciamo. L'ultima concorrente che questa sera partecipa a questa gara canora, la chiamo subito perché anche lei dice che 2 settimane che non dorme, quindi tra Luisa e lei ne è venuto fuori proprio
a gocce stavano andando. Scusami. Signore e signori, l'ultima concorrente, Irene Piras. Ciao Irene. Ciao Irene. Come andiamo Irene? Bene? Insomma, Vabbè, se Irene si è portato il suo fans club e la giuria in questo caso si è messa i tappini e non ha sentito nulla. Allora Irene è pronta, sempre accompagnata naturalmente dal supergruppo. Il primo brano che ci fa... ci terrei a ringraziarvi, Tony. Sì, no, Grazie al supergruppo, questo lo siete so. stati grandi. Grazie a te Irene. E Bartolomeo per averci invitato, grazie a nome di tutte. Va bene, cara Irene, non eccediamo nel parlato. No, assolutamente. Stavo scherzando. Piccolo uomo è un grande brano di Mia Martini e in questo caso diventa un grande brano, credo, cantato da Irene Piras. Neanche conoscere la te, che sono triste oggi tu ti liberi di me che sono tanto fragile e senza te mi perderò. Piccolo uomo, non mandarmi via. Io, piccola donna, morirei. È l'ultima occasione per vivere e non la perderò. No, l'ultima occasione per vivere. Avrò sbagliato, sì lo so, ma senza te ci riuscirò. Perciò ti dico piccolo uomo, non mandarmi via. Io, piccola donna, muoio se mi lascerai. Aria di pioggia su di noi, tu non rispondi più, lo sai. Sento se fossi al posto tuo, io so già che cosa ti direi. Da sola mi farei un rimprovero e dopo mi perdonerai. Piccolo uomo, non mandarmi via. Io, piccola donna, muoio se mi lascerai.
Brava Irene. Questa era quella ufficiale, brava, non ce ne saranno più. Che è successo? Tutto a posto? Tranquilla, tranquilla. Bellissima, bello così. Naturalmente il super gruppo è Sabrina che sta facendo Da vocal coach. da babysitter a tutti. Devo dire la verità. Ecco, brava Sabrina, ci sta, tanto non è in gara. Chiudiamo la gara con l'ultimo brano, è un brano molto importante di una cantante importante, si chiama Anna Oxa la cantante, è tutto un attimo, è un brano difficile da fare, ci prova naturalmente. Irene Piras. Ho Sabrina come Angelo Custode. Grazie. Svegliata dentro te, nessuno un cappuccino e paga tutto il mio destino è tutto un attimo. Io che firmo il nome come viene, l'amo spesso accanto al finestrino, mi proprio il viso più deciso e vivo il tempo mi vicino è tutto un attimo. È questa qua, un'altra dentro non ci sta, questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso, se ho sempre tesa l'anima, la mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi, voi, solo voi. Sono dei momenti miei con te, emozionando il mio bambino, chiedo il resto al mio destino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua, altra dentro non ci sta, questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso, se ho sempre preso l'anima, la mia vita siete solo voi, siete voi. Dentro non ci sta, questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso, se ho sento teso l'anima, la mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi, tutto un attimo.
Grazie a Irene Piras, era l'ultima concorrente della gara, grazie, davvero di cuore. E ricordiamo le concorrenti in gara, e la giuria deve stare attenta alle valutazioni su Jenny Tumura, Graziella Pes, Emanuele Sara, Sonia Antilocca, Luisa Fancellu e Irene Piras. Adesso possiamo dirlo, sono stati tutti bravi e brave. Ecco, unico per tutti. La gara canora finisce qua, il compito adesso è quello della giuria. Ve li voglio ancora presentare. Alla batteria Giovanni Manca, alle tastiere Vanni Tala, Marco Salaris alla chitarra, solista e voce, e naturalmente la babysitter di tutti quanti noi, Sabrina Meloni, il supergruppo. Ci sentiamo dopo. Buon lavoro giuria! Abbiamo subito un'altra piccola sorpresina, ma era in programma, pensavo più tardi. Invece Tore Porco, che adesso chiamo qua, ospite desiderato e ospite non in gara, che Tore farà un brano dei Nomadi. Ciao Tore, sali Tore. Non è in gara, giuria, non tenete conto di Tore Porco che canta Tutto a posto dei Nomadi. E niente, buona serata. Ecco, buonasera a tutti. Dedico questo pezzo a un amico che ci segue spesso e volentieri, che è la nostra, diciamo, mascotte, Franco Sanna, quel qua giù che si riprende. Tutti a posto perché quello che la sai ancora c'è, le colline più là e la strada che va, so che fino a lei mi porterà. Sono arrivato, la notte azzurra intorno a me, Giulio fra quei che il profumo dell'estate ancora c'è, e qualche passa ancora poi, so che mi preparerà una cena in carne e fuoco accenderà. Silenzio fra
guardo negli occhi suoi e capisco la mia ingenuità. Tutto a posto lo so, tutto a posto perché tutto è come quando me ne andai. Posso oramai, anche se ho capito che il mio posto nel suo mondo non c'è. Ma non posso oramai, anche se ho capito che il mio posto nel suo mondo più non c'è. Grazie. What he gonna do now? He's around for me.
vedi così. Scivolai, 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 così, vedi così. Grazie. Adesso la versione femminile di un brano di Renato Zero, cantata dalla nostra Sabrina qua. All'amore
Grazie. Sicuro? Allora, intanto chiamo per ringraziare di essere stata senza ordine di scaletta, così come ce l'ho qua. Si attesta che Luisa Fancello ha partecipato alla competizione che onora nel contesto di Alex Factor con impegno e ottimi risultati. Quindi il primo attestato di partecipazione a Luisa Fancello. Grazie. Ancora non sappiamo se ha vinto anche lei. Poi altro attestato di partecipazione naturalmente a Graziella Pes. Grazie a Graziella. Sempre in ordine così come me li hanno dati, attestato di partecipazione a Sonia Tilocca. Grazie Sonia. Attestato di partecipazione naturalmente a Janet Mura. Grazie Janet. Attestato di partecipazione, grazie per essere stato con noi, Emanuele Sara. Attestato di partecipazione a Irene Piras. Nulla qua. Irene. C'è Irene. E dove va? Irene. Irene Piras, ci sei? No, va bene. Allora, Sta arrivando. sta arrivando? Eccola qua Irene, partecipazione. Adesso apro la busta. Un po' di silenzio per la busta. Naturalmente grazie alla giuria che ha fatto il suo lavoro e lo ha fatto in maniera impeccabile, trasparente, democratica, libera, scevra da ogni possibilità di... non so quanto vi siete fatti dare? Vabbè, ok. Allora, vince. Quanti giorni sono? Un giorno e mezzo? Com'è c'è scritto? 2 giorni? 3 giorni? 3 giorni al B&B. Dobbiamo fare le cose bene ragazzi, aiuto. Allora vince 3 giorni di soggiorno al B&B Le 13 Fontane in località Savagnolo a Tissi. Oh Gesù. Io lo so. Intanto io lo so. Vince. No, l'attestato l'ho già dato. Vabbè, sciogliamolo lì, ragazzi. Vince questo Irene Piras. Irene. Attestato di vincita, ti consegno anche la busta col tuo nome, 2 parole, il minimo. Io posso solo ringraziare il supergruppo per averci supportato e permesso questa bellissima serata, l'associazione per averci invitato e grazie a tutti voi e le mie amiche in particolare, il mio fidanzato e tutti i miei sostenitori e le mie colleghe di siete state grandissime, grazie ragazze, grazie a tutti. Mi sembra doveroso che Irene Piras, in quanto vincitrice, scelga una delle 2 canzoni, oppure un'altra. Magari la prima. Quale vuoi cantare? Va bene, comunque Irene Piras, la prima vincitrice di questo concorso che è organizzato dall'associazione Sardegna Nostra. A mezzanotte devo fare che del suletto Bartolomeo, ma intendi della mia. Dopo che finiscono il supergruppo c'è un gruppo di ragazzi che chiuderà questa serata ed è giusto dire che sono i Reikinas e sono Alfredo, Gabriele, Marco e Antonio
che in quanto giovanotti andranno avanti sino alle 5 del mattino. Che Dio li benedica per la voglia che ne hanno. Irene, hai vinto, grazie, ecco voi Irene Piras. Non dorme mai, se che d'un altro adesso sei, tua madre va dicendo che a maggior uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo su. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te, nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato il mio, impazzisco senza Dio. Ogni notte ti vedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, la so, tu cercherei. Anche dopo il nostro Dio, l'amore sono io per te. Il cuore mio non dove mai per inventarti accanto a me, non brucia mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo solo. Quel tratto di periferia che ho visto tante volte, è troppo tempo che non sa dove è la mia felicità, impazzisco senza te. Ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, la so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Grazie. Quando tornava mio padre sentivo le voci, dimenticavo di giochi o errori, mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a cercarmi. Io sono qui, poi mi mettevano letto finita la cena, mi spegneva la luce ed andava, io rimanevo da solo, avevo paura.
non chiedevo a nessuno parlami un po'. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via. Le giornate d'autunno sembravano eterne. Quando chiedevo a mia madre dove eri tu, E cos'era quell'ombra negli occhi suoi? non capivo cos'era quell'ombra negli occhi. Cominciavo a pensare, ma anche tu. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via di Grazie. Auguri. Stanotte capito tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi e nel tuo diario che sempre scrivi solo con ciò che faceva piacere a chi di notte non andava a vedere. Piccola Katie, oh piccola
Grazie.